يا جهتي جاني سيد أحمد سلك من حصل عيد حرم وجاني قطبها لله راحت العقايا يا جهتي جاني سيد أحمد سلك من حصل عيد حرم وجاني. Benvenuti a tutti e a tutte a questo secondo incontro di presentazione generale sull'Islam per la serie di Molte fedi sotto lo stesso cielo a cura delle ACLI di Bergamo, quindi grazie a tutti quelli che si sono rimessi in collegamento per seguire questo percorso. Siamo a Montesole nel monastero dei fratelli della piccola famiglia della Annunziata. Siamo in un luogo importante per la nostra storia. Montesole è il luogo dove c'è stata l'epicentro di quella che viene chiamata la strage di Marzabotto, una delle stragi più importanti della storia, più terribili della storia d'Europa. Uno dei luoghi, possiamo dire, di naufragio dell'Europa e della sua cultura, grande cultura europea, il diritto, la musica classica, il violino, il pianoforte, le sculture, si sono infranti a pochi passi da qui. C'è un cimitero dove sono state sterminate 195 persone, vecchi, donne e bambine, da quello che allora era l'esercito più potente del mondo, era il vertice della tecnologia europea, quella che chiamiamo occidentale, e qui si può dire che è finita la storia d'Europa, un grande fallimento dei suoi ideali nel nazifascismo. Però qui è lo stesso punto in cui è uno dei luoghi dove l'Europa rinasce l'Europa che dice no a quello che è accaduto, e la nostra Costituzione, che l'ho detto già la volta scorsa, è sempre il punto di riferimento di tutti i nostri ragionamenti, e la cosa è uno dei primi prodotti che nasce dall'Italia del dopoguerra e viene considerato uno dei capolavori anche del costituzionalismo mondiale. Quindi questo per dire e ridire che il quadro nel quale noi dobbiamo pensare l'Islam e i musulmani è anzitutto quello della Costituzione. Poi uno fa i suoi giudizi di fede, fa le sue valutazioni come credente o come non credente, ma la Costituzione rappresenta l'ombrello e la cittadinanza sotto cui tutte le fedi possono e devono convivere in pace, ciascuno i propri diritti e ciascuno i suoi doveri. Nel momento in cui noi diciamo che i musulmani hanno diritto ai loro luoghi di culto, esercitare la preghiera, le loro tradizioni, e nello stesso tempo diciamo che devono imparare ad accettare che i loro figli scelgano la religione che vogliono, perché è un diritto della loro coscienza, a sposare chi vogliono, le loro figlie, perché è un diritto della loro persona, e quindi insomma diritti e doveri sono sempre in forte bilanciamento, non ci sono diritti senza doveri. E quindi siamo arrivati al secondo incontro, dobbiamo affrontare il tema del culto. La volta scorsa abbiamo parlato del dogma della fede, dei contenuti della fede, abbiamo detto che per l'Islam sono questi: la fede in Dio unico, trascendente, creatore, provvidente, giudice, la fede negli angeli come attori importanti, invisibili della macchina della creazione, la fede nell'ultimo giorno, che orienta la vita verso un dopo e serve quindi a vivere bene adesso per avere un giusto premio nella vita che verrà. E poi questa cosa molto particolare, la fede nel destino, in arabo qada wa qadar, che è il decreto scritto da Dio su ognuno di noi, nei quali i musulmani credono in molto molto forte, e che devono però far marciare insieme a un'altra fede o fiducia nel fatto che se Dio comanda qualcosa è perché deve essere fatto e può essere fatto, e quindi tu sei responsabile delle tue azioni. Quindi è un articolo di fede molto particolare. Mancava un ultimo articolo che vediamo rapidamente oggi prima di passare al culto, che è la fede nei profeti e quindi nei libri.
Vedete questa sura 40-78, abbiamo detto che sura vuol dire poi capitolo essenzialmente, uno dei capitoli del Corano, 40-78, già inviammo dei messaggeri prima di te, di alcuni ti abbiamo raccontato la storia, di altri non te l'abbiamo raccontata. E poi 10-47, ogni comunità ha un messaggero. Allora l'idea, la teologia islamica afferma questo: ogni popolo ha avuto una rivelazione. Uno dice: ma i cinesi veramente lì hanno Confucio, non è, cosa c'entra? C'è il taoismo, c'è Lao Tzu. No, il teologo musulmano dice: anche i cinesi hanno avuto una loro rivelazione, cioè l'annuncio del monoteismo ha raggiunto tutti i popoli, una visione un po' diversa da quella che è la visione biblica, no? La visione biblica è la scelta di un popolo, il popolo ebraico, la rivelazione attraverso i profeti, un popolo ebraico. Per il cristianesimo questo si concentra sulla persona di Gesù, da lì l'annuncio a tutte le genti. Secondo la teologia islamica tutti i popoli hanno avuto dei loro profeti, ma dove sono? Chi sono? Dateci i nomi. Si dice si sono perduti i nomi, ma ci sono stati. Vedete la sura 6, 83-86. Questo è l'argomento che fornimmo ad Abramo contro la sua gente. Noi eleviamo il livello di chi vogliamo, il tuo Signore è saggio, sapiente, gli demmo Isacco e Giacobbe, e in precedenza guidemmo Noè, e poi Davide, Salomone, Giobbe, Giuseppe, Mosè e Aronne, e poi Gesù. Gesù è uno di questi profeti, è anzi considerato l'ultimo, il predecessore di Muhammad. Bisogna avvertire, questo è molto importante saperlo, Gesù nell'Islam è onorato come profeta, anzi come profeta molto speciale, risuscita i morti, questo lo afferma il Corano, fa dei miracoli che non sono attribuiti a nessun altro profeta. Nello stesso tempo, in modo molto reciso, l'Islam nega la sua origine divina e quindi considera un grave errore, una grave deviazione dalla verità, quello che affermano i cristiani, la fede di Gesù, vero Dio e vero uomo. Che il cristianesimo si basa essenzialmente su due cose che fanno il cristiano: la fede nella Trinità e la fede nell'incarnazione. Dove salta una di queste due non si può più parlare di cristianesimo, si allenta. Io studio tanti anni l'Islam, sono appassionatissimo, tantissimi amici musulmani, così dico così davanti a voi che mi sembra ancora bellissima la fede cristiana, a Trinità, non sono tre dei, l'accusa che ci viene dall'Islam è questa, si accusa di triteismo, no? Tre dei, no? È il mistero di un unico Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, che noi esprimiamo in parole umane, un mistero che è insondabile. Tante volte i nostri padri della Chiesa dicevano: guardate il sole c'è il disco in cielo, uno solo, poi la sua luce non è un secondo sole, fa parte del disco dell'unico sole, poi il suo calore che sentiamo sulla pelle non è un terzo sole. Allora la fonte della luce è il Padre, l'irradiazione è il Figlio, il calore è lo Spirito Santo che è amore. Questo per dare una metafora. Questo lo diciamo tante volte ai nostri amici musulmani nelle discussioni teologiche, non ci si prende, perché ti dicono alla fine se non ti converti finisci all'inferno. Però insomma il cristiano deve poter affermare con chiarezza la sua fede, lasciando al musulmano quello di affermare la propria. E quindi nell'Islam il profetismo è una cosa centrale, quindi l'idea di un Dio che parla e che, secondo la fede islamica, ha parlato l'ultima volta in modo definitivo attraverso il Corano. Quindi il Corano è l'ultimo libro disceso da Dio, secondo i musulmani, e che include tutte le verità contenute nei libri precedenti. E con questa differenza: i libri precedenti sono stati adulterati.
quando l'Islam dice noi crediamo nello Torah, crediamo nel Vangelo, se chiedi ma dov'è questa Torah, dov'è questo Vangelo, non c'è più. Quello che voi avete tra le mani non è quello più originario, è stato contraffatto. Quindi nel Vangelo ci sono delle cose vere e delle cose false insieme. Questo ovviamente è un grande ostacolo, un grande problema per il dialogo interreligioso. Con i fratelli e le sorelle ebrei non credono nel Vangelo, non credono nella rivelazione di Gesù, però possiamo leggere insieme un salmo, possiamo leggere insieme il libro dell'Esodo, possiamo leggere insieme il Cantico dei Cantici. Con i fratelli e le sorelle musulmane non c'è un testo comune, non abbiamo un testo in comune, perché secondo loro la rivelazione profetica si concentra nel Corano e su quella si basa. Nello stesso tempo il credente cristiano trova molte cose interessanti nel Corano, come ho già detto, cose molto vicine, molto simili, le intuizioni, però non crede nella rivelazione, non crede che il Corano sia l'ultima rivelazione di Dio, tiene ferma che è il Vangelo, Gesù, l'ultima rivelazione di Dio. Questi sono dei problemi insuperabili, bisogna riuscirsi a rispettare, però accettando che queste differenze sono insormontabili, e per superarli, ecco, rimane sempre il quadro che è quello della Costituzione. Vediamo adesso il culto. Allora, ogni volta, qualsiasi manuale di diritto che noi prendiamo in mano, di diritto musulmano, che tratta dei matrimoni, che tratta della compravendita, che tratta dell'eredità, eccetera, si apre parlando del culto. Guardate, per esempio, io vi ho portato questo, tanto per darvi un'idea, questa è un'opera usatissima nell'Islam, Wahba Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, cioè sono la giurisprudenza islamica e le sue fonti. È morto da qualche anno, era un grande giurista siriano, ha scritto un manuale in 8 volumi che è usatissimo in arabo in tutte le università islamiche del mondo. Ora, su 8 volumi, i primi 3 che io li ho portati, tanto perché i primi 3 parlano del culto, della preghiera, parlano del pellegrinaggio, parlano dell'elemosina. Allora, 8 volumi di diritto, di cui i primi 3 sono dedicati al culto. Quindi voi vi potete immaginare quanto sia centrale il culto per l'Islam. E come avevamo detto l'altra volta, avevo portato questa immagine molto bella che è di un giurista, Wahba Zuhaili, che ce l'ho anche qua, ecco, questo è l'autore di questo testo, scusate, Abderrahman al-Maidani, questo che è l'Aqida al-Islamia, cioè il dogma islamico, e lui rappresenta la fede come un albero, di cui vi ho detto le radici sono la fede che si trova nel cuore, il fusto rappresenta la professione di fede, non c'è Dio fuori che Dio, e Mohammed è l'inviato di Dio, e i grandi rami, quello che tengono tutto sul testo, sono i 4 atti cultuali, quindi la preghiera, l'elemosina, il digiuno e il pellegrinaggio. Nella visione islamica questi atti cultuali reggono tutto il resto, quindi vedete l'idea è molto, molto potente. Mi piacerebbe poter dire che per un cristiano la messa regge tutto quanto, e vorrei aggiungere anche, adesso vediamo oggi, la preghiera personale, l'ufficio delle ore, il rosario, cioè scandire la giornata con la preghiera regge tutta la vita, regge il fatto che io vado a scuola, regge il fatto che vado a lavorare, che mi sposo, che mi fidanzo, che vado in vacanza, ecco, che allevo i figli, che aiuto i genitori anziani, che mi trovo gli amici, tutto quanto è retto da un atto cultuale che mi dà la forza spirituale, il nutrimento per realizzare tutte le attività del giorno. Dunque il culto islamico, che è così importante ad avere la preeminenza nei manuali di diritto, essere posto all'inizio, è fatto appunto di quattro cose essenzialmente: la preghiera rituale,
l'elemosina rituale, che non vuol dire, diciamolo subito, non è il fatto che io do €1 al povero che trovo fuori dalla sala delle preghiere islamica. Quella lì è una sadaka, una elargizione volontaria. L'elemosina rituale nell'Islam è una quota del mio reddito, del mio profitto, quindi in qualche modo una tassa. E poi abbiamo il digiuno che noi conosciamo bene perché abbiamo tanti amici che lo vediamo fare, il digiuno di Ramadan, del mese di Ramadan, che significa un mese senza mangiare, senza bere, senza avere rapporti sessuali dall'alba al tramonto. Al tramonto viene il momento della festa, questo è diciamo, il rito islamico. Quindi digiuno durante il giorno, che i musulmani vi sono molto legati, magari uno non prega, o non fa le 5 preghiere, ne fa 2, ne fa 3, ne fa 1, o non prega mai, però normalmente quando si arriva al digiuno le persone lo fanno con grande spinta, ed è un atto che si collega nuovamente a delle tradizioni che sono giudaiche e sono cristiani. Prendiamo solo la Quaresima, purtroppo sappiamo bene che tra di noi chi digiuna, ecco, sono delle mosche rare, ecco, delle mosche bianche, persino nei conventi, persino nei monasteri. Se andiamo invece nel mondo ortodosso, in Grecia o anche in Egitto, io ho visto i copti, mamma mia, come digiunano, ti fanno paura per la loro forza, ecco, del loro digiuno, ma rimane che da un punto di vista di storia culturale sicuramente il Ramadan islamico è parte di una storia, si aggancia a esperienze che i musulmani hanno visto fare, quindi a delle esperienze precedenti. E è anche un modo, dice l'Islam, il digiuno, di provare per un mese i dolori di pancia che i poveri hanno tutto l'anno. Quindi il digiuno è un atto di solidarietà che si fa con i prove. Prova a aver fame, aver sete la sera al tramonto, e poi pensa che c'è della gente che quella cosa lì ce l'ha tutto l'anno. Allora dovrebbe suonarti una campanella per dire, ecco, faccio in modo che gli altri siano meglio, un po' meglio tutto l'anno. Quindi questo è il senso del digiuno. E poi c'è il pellegrinaggio che si dice per chi ne ha la possibilità una volta nella vita, e questo movimento verso le terre di rivelazione dell'Islam, Mecca e Medina, i giri intorno alla Kaaba. Sono ormai milioni e milioni di persone che si muovono, e anche questo possiamo dire che si aggancia a un'esperienza che noi conosciamo bene sia nel giudaismo che nell'Islam, l'esperienza del pellegrinaggio, del muoversi spinti da un afflato religioso. Aggiungo anche una cosa, una curiosità, che nel tempo del pellegrinaggio, proprio nei giorni precisi, sono pochi giorni, e sono interdetti i rapporti sessuali. E quindi noi vediamo tante persone insieme, che di solito uomini e donne nell'Islam sono separati. Come mai stanno invece tutti insieme? Perché in quei giorni l'attenzione deve essere tutta per Dio, e non può essere, quindi non si può condividere il piacere sessuale, il matrimonio si deve in quel momento sospendere, le gioie del talo devono essere sospese. Questo è un segnale che l'Islam, pur non avendo in sé una forma di monachesimo, anzi l'Islam di solito condanna con una certa forza il monachesimo. Io quando ero in Medio Oriente c'era sempre qualcuno che mi diceva: tu sei orgoglioso, sei superbo, perché il matrimonio è un dono che Dio fa, non bisogna astenersi dal matrimonio. E tuttavia, in un atto cultuale come quello del pellegrinaggio, noi vediamo emergere la sensazione che nell'atto dell'assoluto di Dio
della tensione suprema verso Dio non ci può essere spazio per rapporti umani. E questa è un'intuizione che credo molto interessante, che sicuramente hanno sviluppato alcuni dei più grandi mistici dell'Islam, prima tra tutte Rabia al-Adawiya, la grande mistica dell'Islam, che scelse e decise proprio lo stato celibatario, quindi di non sposarsi. Quindi questo per un inquadramento un po' complessivo, ho detto molto per sommi capi, pellegrinaggio, elemosina e digiuno, invitandovi sempre poi a andare, il libro che ho consigliato nella prima lezione o altri, andarvi a informare. Ma fermiamoci un attimo sulla preghiera, perché la preghiera è un elemento di fortissima strutturazione della spiritualità islamica. C'è un detto attribuito, hadith, no? Narrazione attribuito a Muhammad o Maometto, come è stato latinizzato, che è famoso. L'Islam è fondato su 5 cose: attestare che non c'è Dio fuori di Dio e che Maometto è l'inviato di Dio, adempiere alla preghiera, alla decima, al pellegrinaggio, al digiuno nel mese di Ramadan. Quindi la preghiera è proprio tra i caposaldi della vita spirituale e cultuale del musulmano. La preghiera è inserita in un quadro di vita di pietà. Vedete 2,43, Sura 2,43, dice: assolvete all'orazione, pagate la decima e inchinatevi con coloro che si inchinano. Ancora 2,45, la preghiera considerata come fonte di forza spirituale, sempre in un orizzonte escatologico. Cercate aiuto nella pazienza e nell'adorazione. In verità essa è gravosa, ma non per gli umili che pensano che in vero incontreranno il loro Signore e che in vero torneranno a Lui. E poi ancora il senso che Dio è presente nella vita del fedele, 286, quando i miei servi ti chiedono di me, ebbene io sono vicino, rispondo all'appello di chi mi chiama quando mi invoca. Procurino quindi di rispondere al mio richiamo e credano in me, sì che possano essere ben guidati. E ancora la preghiera come stabilità dell'uomo, strumento di stabilità dell'uomo interiore. La Sura 70, 19 seguenti: in verità l'uomo è stato creato instabile, prostrato quando lo coglie la sventura, arrogante nel benessere, eccetto coloro che eseguono l'orazione e sono costanti nella loro orazione. E quindi questo è rivelativo di tutto un universo della spiritualità islamica, cioè la sensazione il musulmano ha introiettato dalla sua famiglia, dalla sua educazione, dall'esempio che ha visto dai nonni, dalle madri, il valore della preghiera come atto in cui si mettono i piedi per terra, in cui la persona è stabilizzata. E questo è molto forte. Io lo consiglio sempre anche noi quando ragioniamo di dialogo interreligioso, no? Ci troviamo per parlare di tante cose, i punti che abbiamo in comune, i punti di differenza, e poi facciamo azioni di carità, per esempio nei musulmani le nostre Caritas, le nostre parrocchie, tante cose, accogliamo i bambini, li facciamo giocare a pallone, li facciamo venire anche al campo d'estate, tutto bene, tutto vero, tutto giusto. Bisogna però sapere che se c'è una cosa che impressiona il musulmano è una comunità in preghiera. Quando un musulmano si trova di fronte all'assoluto di Dio, sente di avere davanti a sé uno spirito orante, non rimane indifferente. Vorrei raccontare un episodio che un mio caro amico, che adesso è un professore importante in Giordania dell'università, un grande islamologo, venne in Italia per studiare a Roma con la borsa di studio Nostra Aetate, e lo misero al collegio. Gli chiedo dove vuoi andare a abitare con altri musulmani, dice ma no, sono in Italia per studiare cristianesimo, non voglio stare con i cristiani. Lo misero al collegio irlandese, erano gli anni 90 forse, ancora prima duri e puri, cattolici tutti di un pezzo, e lui disse che io per 6 mesi sono sceso ogni mattina e mi sono messo davanti alla cappella, non sono mai entrato in chiesa, stavo sulla porta e li guardavo pregare.
Dopo 6 mesi ho detto questi sono credenti, vedendo l'impegno e la forza della preghiera. Quindi è così importante per i musulmani la preghiera, ed è anche un modo in qualche modo di parlare al di là dei discorsi, una corrente. Chi prega, il musulmano lo sente. Quali sono in sostanza le indicazioni date dal Corano sulla preghiera? Io ne ho prese 12. L'adorazione e la lode come tratto specifico del credente nel rapporto con Dio. Il legame intrinseco tra preghiera e professione monoteista. Il legame tra preghiera ed elemosina carità, dove la seconda prepara ed è frutto della prima. Chi prega fa l'elemosina. Il legame tra la preghiera e l'attesa escatologica. L'insistenza della preghiera come atto comunitario. La preghiera come orologio e ritmo profondo della giornata. E questo, bisogna dire, è una grande forza che ha l'Islam. Noi abbiamo perso questo senso dell'orologio, eppure ce l'abbiamo noi monaci, perché abbiamo 7 preghiere al giorno, ci svegliamo alle 3 di mattina, abbiamo mattutino, poi ci sono lodi e messa, poi c'è sesta, poi c'è nona, poi c'è vespro, e poi c'è compieta, e poi c'è il rosario in mezzo, e ci sono le 2 ore. Cioè la vita monastica è scandita giornata da queste ore. Uno dice, vabbè, io non sono monaco, quindi non ho... Ma i musulmani però lo fanno. Lo fanno con un rito molto abbreviato. La preghiera islamica dura pochi minuti ogni giorno e tuttavia abitua il senso che la giornata è scandito dai momenti di preghiera. È uno di quei casi in cui io dico si può fare una bella emulazione, cioè una emulazione nel male. Mi hai fatto la bomba, ti faccio la bomba, mi hai invaso, ti invado, hai fatto la cattiveria, ti rifaccio la cattiveria, la raddoppio. Quindi c'è un'emulazione nel male, ma c'è anche un'emulazione del bene. Ti vedo pregare con regolarità, prego anch'io con regolarità, perché anch'io avrei la struttura attraverso l'ufficio delle ore, anche molto semplificato, avrei la possibilità di farlo. Io per esempio lo dico qua, lo confesso, una delle figuracce peggiori che ho fatto al Cairo, andai a visitare la moschea dell'imam Shafi'i, e l'imam mi accolse molto gentilmente, parlavamo in arabo, alla fine mi disse, ti recito qualcosa del Corano, adesso recitami qualcosa del Vangelo. Io scena muta, non avevo il libro, non avevo con me, non mi veniva in mente neanche un versetto da dire a memoria, cioè l'argomento, ma mi sono sentito un verme, diciamo così, ma come? Io leggo il tanto... Allora sono tornato a casa e mi sono messo a studiare il Vangelo di Marco in arabo a memoria, dalla prima all'ultima riga, perché dico, se lo fanno loro che studiano, che sanno il Corano a memoria, perché non lo posso fare anch'io che imparo il Vangelo a memoria? E questa è una cosa che i nostri antichi lo facevano, quindi c'è una emulazione del bene. Allora, un altro elemento del senso islamico della preghiera è il valore speciale della preghiera supererogatoria della notte. Il musulmano si alza per pregare. E poi il potere e la funzione della preghiera che rende Dio presente, perché Dio risponde chi invoca. Le condizioni soggettive della preghiera: umiltà, silenzio, padronanza di sé. E poi un'altra cosa, la natura particolare della preghiera come obbedienza, atto di sottomissione a Dio. E qua c'è un elemento che l'ultimo trattiamo, un po' nella struttura della preghiera, vi rimando poi ai testi che ne parlano. Poi voi potete guardare la preghiera come è fatta, la preghiera islamica, una serie di riti, di movimenti che sono molto standardizzati. Si inizia Allahu Akbar, poi ci si china, poi si recita la sura di apertura del Corano, poi ci si prostra a terra, poi si ritorna su, poi si mette la fronte a terra, che è il momento in cui i musulmani si dice si è più vicini a Dio, perché l'uomo si fa terra
Adamo ritorna alla terra, quel momento della prostrazione. All'interno di questi movimenti c'è una recitazione o di giaculatorie, di formule di benedizione di Dio e del profeta, o anche nel momento della prostrazione delle richieste personali. Ora, tutto questo è gestito in un'ottica di obbedienza, la quale non vuol dire, dice allora se obbedienza è una cosa meccanica, e questa è una critica che si fa in generale al culto islamico. Sono delle cose di meccaniche senza cuore, uno fa su giù senza pensarci. C'è questo rischio, questo non è che indoro la cosa, cerco come studioso, studente dell'Islam di vedere insomma tutti gli aspetti positivi e negativi. C'è questo rischio di una certa ripetitività meccanica, così come la recitazione del Corano, una grande forza la recitazione del Corano, ma anche un grande limite. Però nello stesso tempo l'obbedienza è un atto di sottomissione a Dio. E poi l'ultima cosa è il senso del corpo della preghiera. La preghiera islamica è un'azione del corpo e indica che quindi non soltanto si prega nel corpo, ma il corpo stesso è preghiera. Con questo mi fermo, il tempo è passato, vi do appuntamento al prossimo incontro, parleremo di etica. يا جهتي جاني سيد أحمد سلك من حصل عيدا حرم وجاني قطبها لله راحت العقايا يا جهتي